Allora, i Fiori sulla Luna è un laboratorio dove creo delle composizioni per vari eventi. Possono essere compleanni, battesimi, ma soprattutto matrimoni. Allora, dico soprattutto matrimoni perché io provengo, da una formazione di pasticceria. Ho lavorato come pasticcera per circa 6 anni in un catering di Vicenza ed è stato proprio qui che mi sono appassionata al mondo dei fiori. In questo periodo ho scoperto di amare tantissimo i fiori freschi e infatti cercavo sempre di occuparmi di tantissime altre piccole mansioni, non esattamente da pasticcera. Infatti cercavo di decorare gli angoli della vetrina dello showroom di questo catering, seguendo sempre la parte dolci chiaramente. E cosa molto più importante, decoravo tutte le mie wedding cake con i fiori freschi. Difatti ricordo perfettamente che durante la settimana non vedevo l'ora che arrivasse il momento di mettere i fiori sopra la torta. Il cambiamento e l'idea di concretizzare questo laboratorio, questo progetto, l'ho avuta durante la mia prima gravidanza. Io difatti ho 2 bimbe, la prima che ha circa 2 anni e mezzo si chiama Luna e una più piccolina di 5 mesi che si chiama Ambra. Da qui si può capire il nome, insomma, di Fiori sulla Luna da dove deriva. Ho voluto dedicare, a mia figlia questo laboratorio proprio perché mi ha regalato il tempo per capire cosa veramente mi piacesse fare. Infatti già mentre lavoravo nel catering avevo iniziato a farmi qualche domanda e poi durante la gravidanza mi sono data questa risposta e ho deciso quindi di intraprendere questo cammino, di lavorare con i fiori. I matrimoni comunque sono rimasti nel mio percorso e nel lavoro che faccio tuttora. Mi ha sempre affascinato tantissimo questo mondo e adoro veramente lavorare con le coppie di sposi. Mi piace pensare di far parte anch'io nel mio piccolo del loro gran giorno e mi piace molto aiutarli a realizzare le loro idee, i loro sogni con i miei allestimenti floreali. In genere quando arriva una coppia da me cerco di capire un po' le loro esigenze, i loro sogni, i loro desideri, faccio qualche domanda un po' per conoscerli e per capire a cosa sono appassionati e che cosa gli piace. E poi creo un progetto, un progetto del mio allestimento floreale, utilizzando anche delle immagini o delle fotografie per aiutarli a capire veramente che cosa poi potrà nascere dalla nostra collaborazione, insomma. Un'altra cosa importante probabilmente per la mia formazione è stato il fatto di avere una formazione artistica. Infatti ho studiato in un istituto tecnico di indirizzo artistico e poi mi sono diplomata all'Accademia di Belle Arti di Venezia. È un percorso un po' particolare che sono passata dall'arte alla pasticceria e sono poi arrivata ai fiori. Però in questo ambito sento veramente di aver trovato la mia casa e il mio mondo. Un'altra cosa di cui sono molto appassionata sono i fiori secchi. Mi piace tantissimo usare i fiori secchi nelle decorazioni floreali in genere. Li uso ogni volta che posso, anche assieme ai fiori freschi. Quest'anno ho avuto la possibilità di fare un matrimonio interamente di fiori secchi e questa è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto e secondo me è veramente riuscito bene. A parere mio, la sposa ha avuto veramente una bella idea perché è partita da lei, ha avuto molto coraggio, ma poi è uscito veramente un risultato meraviglioso. Oltre a queste composizioni, preparo anche ghirlande o centri tavola per l'arredo della casa e in genere nel mio laboratorio tengo sempre qualche pezzo a disposizione, ma in eventualità mi si può contattare e decidere assieme quali colorazioni o tipologie di composizione e posso realizzarla appunto su prenotazione. Adesso per esempio mi sto occupando di queste composizioni per un battesimo
Ci tengo molto a mostrarvele perché personalmente mi piace molto questo genere di composizione in cui si utilizza un utensile, che è questo, si chiama Kenzan e generalmente viene utilizzato nell'arte di composizione giapponese, che è l'ikebana, e la sua particolarità è che permette di avere queste composizioni molto movimentate, ariose, che a mio avviso sono molto d'impatto. E un'altra cosa molto bella è che permette di non utilizzare altri supporti che poi si sprecano, come ad esempio la classica spugna per fioristi. Quindi tutte le volte che ne ho l'occasione cerco di usare supporti come questo o ad esempio vasi, bottigliette o contenitori, in modo da non avere uno spreco, insomma. Solitamente le coppie di sposi mi contattano via mail o via telefono, insomma messaggio. Ci sentiamo una prima volta in modo da capire proprio le informazioni basilari, data, che tipo di evento o comunque se può trattarsi anche di altri eventi al di là del matrimonio, e poi vengono qui da me, fissiamo un appuntamento, ci vediamo nel mio laboratorio e in questo momento io cerco di capire insomma qualche informazione in più, quali sono i loro desideri, le loro diverse esigenze e poi iniziamo assieme a studiare un allestimento che sia appropriato e cucito su misura per loro, sulle varie coppie. Di solito, appunto dopo aver preso questo appuntamento, elaboro una sorta di mood board in modo da poter dare la possibilità alla coppia di vedere effettivamente attraverso delle immagini che cosa poi nascerà.